Angelina Zampieri nacque nel 1898 a Visome. A 13 anni partì per Como di Trento, dove entrò al servizio di un uomo di 70 anni che si invaghì di lei. Angelina, nonostante le minacce, lo respinse sempre e inequivocabilmente, fino al punto di cambiare casa e posto di lavoro. Ma questo non bastò. L'uomo scoprì il suo nuovo indirizzo, le scrisse lunghe lettere, arrivò ad aspettarla sul portone di casa e ad offrirle del denaro. Di fronte all'ennesimo rifiuto, il settantenne estrasse un coltello, inseguì la ragazzina che provava a fuggire, la raggiunse sul pianerottolo della casa in cui lavorava e la colpì ferocemente, con 17 coltellate. Angelina morì a 14 anni appena, mentre l'assassino, in fuga, si suicidò. Per Angelina Zampieri e per tutte le sue compagne di scultura ho scritto un canto che adesso canteremo e che ha dato il titolo a questa serata, Scarpe rosse. Scarpe